Amici bellini, lo so, video extra, l'avete visto quello di prima, va benissimo, Napoli e Serie A visti da, e ci siamo divertiti, però qua stanno succedendo cose incredibili e l'unione fa la forza, la community fa la forza e ci stiamo riuscendo. Vedete qua questa anteprima, vi spiego adesso benissimo cosa... Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora ragazzi, prima di tutto ringrazio All Goals perché vi invito anche a seguirli, il Calcio Napoli TV, un canale YouTube che raccoglie tutto, quindi non ci perdiamo niente. Io che sto col fuso orario mi serve All Goals perché questa trasmissione per esempio va in onda mentre io sono a letto e quindi me la sono potuta risentire dopo. Ringrazio Guido Gentile che ci ha aiutato per la petizione e ce l'ha fatta arrivare anche al dottor Chiariello, che l'ha fatta girare poi per radio e ha telefonato De Nicola. Ascoltiamo insieme. In Italia stanno facendo una petizione per riportare il dottor Alfonso De Nicola nel Napoli e mi hanno mandato la petizione da sottoscrivere. Io ho risposto che facendo il giornalista non posso sottoscrivere petizioni, ma posso appoggiarle e sicuramente appoggio la petizione che vorranno mandare al presidente De Laurentiis, non so quante migliaia di tifosi. Dopo te la giro perché hanno taggato me chiedendomi di sottoscriverla. Ci sei anche tu? Allora vedi, c'è una petizione addirittura per riportare Alfonso De Nicola nel Napoli. Dottore, ma così buongiorno. Popolare è diventato Alfonso De Nicola. Alfonso, ma buongiorno. io non so come ringraziarvi per queste parole gentili. No, sono i tifosi, Alfonso, sono i tifosi che ti vogliono. Stanno facendo una petizione però, addirittura. sai, lo so, i tifosi pensano che io possa risolvere il problema del Napoli, ma non è così. Cioè io posso risolvere E tu mi hai deluso, io me l'aspettavo, arriva Alfonso I tutto a miracoli posto. che le prego. In 15 anni non abbiamo avuto un infortunato che era uno. È prof Alfonso, non è Sant'Alfonso. Ma noi in 15 anni abbiamo organizzato tante belle cose, la società mi ha dato la possibilità di organizzare una prevenzione fatta bene, una riabilitazione fatta bene, una diagnosi, la prognostica. Insomma ragazzi, non so se ci rendiamo conto, se vi rendete conto, passiamo all'altra situazione, mamma mia, non so se ci rendiamo conto la potenza che hanno i social, la potenza che avete voi come community, perché io da solo non posso fare niente. Io ringrazio ancora Fabio Versatile per l'intuizione, noi oramai viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda, è una cosa anche incredibile, paurosa, fa paura. Però è evidente, mi ha risposto anche De Nicola himself, proprio lui, proprio il dottore su Instagram. Scrivetegli, è facile trovarlo, dottor De Nicola, Alfonso De Nicola. Ricordategli che da New York arriva questa petizione, taggate tutti gli addetti ai lavori che conoscete, perché lo so che molti di voi nella community avete dei contatti con i giornalisti, con le persone che stanno nel campo e conoscono e possono far arrivare questo nostro desiderio. È ovvio, il dottor De Nicola da solo non risolve i problemi, è chiaro, però era un gruppo di lavoro straordinario che con la prevenzione ci aiutava a risolvere dei problemi che poi invece stiamo vedendo, no? In questo momento abbiamo tutta la squadra infortunata, infortuni muscolari, alcuni traumatici non li puoi prevedere, ma quelli muscolari magari sì. Anche un consiglio per la formazione titolare, per un po' di turnover, tutto si può fare e si può fare meglio. Quindi io sono contentissimo da una parte che questo stia prendendo piede, che questa cosa stia prendendo fuoco, prende proprio fuoco, e almeno il dubbio lo installiamo nel presidente. E poi ovviamente nella petizione si parla anche di una figura professionale che poi si deve approfondire: direttore tecnico, direttore sportivo, direttore generale, team manager, dirigente in generale, una figura importante che loro individueranno. Se vogliamo fare il salto di qualità, ragazzi, questa è l'unica via. Poi dopo le partite si sbagliano, l'allenatore sbaglia la formazione, qualcuno sbaglia a livello individuale, quello non ha importanza. L'importanza è avere una programmazione, una struttura societaria forte che ti permette poi di risolvere le difficoltà, perché le difficoltà arrivano. Insomma,
anche nei vari siti, nei vari blog si stanno ritwittando il video di Gattuso e Baldari, la situazione così, vediamo il Zemaniano del giornalista Salvio Imparato, vediamo Area Napoli, insomma si stanno muovendo una serie di cose. Voi dovete sapere che voi come community siete importanti, siete importantissimi, perché il numero fa la forza. Iscrivetevi al canale, seguite su tutti i social, perché noi da qui non facciamo Usai non è buono, ogni tanto lo dobbiamo dire, ma non è quello, se vogliamo crescere sul serio dobbiamo andare nel profondo come noi facciamo, con rispetto delle professionalità, con analisi e con onestà, perché non siamo risultatisti. Se il Napoli vince tutto a posto, se il Napoli perde tutto male, no, noi andiamo avanti sempre meglio e nel profondo, perché il Napoli è qualche cosa di più di una squadra di calcio, non siamo semplici tifosi. Io che sto all'estero da New York, per me è legame con la città, è appartenenza, è qualcosa che va oltre, e tutti i tifosi che sono all'estero devono sentirsi coinvolti in questa situazione qua. A Napoli è una cosa, ma all'estero ne è un'altra. Sfruttiamo il fatto che abbiamo i colombiani che ci seguono, i messicani che impazziscono per il Napoli, dobbiamo strutturarci e sfruttare queste cose. Io a New York vedo le pubblicità che mi arrivano su Facebook, la società sportiva Roma, l'Academy della Roma, Vieni, eccetera eccetera, a New York. Perché non mi esce la pubblicità del Napoli? Questo voglio capire, perché io se voglio cercare una maglietta del Napoli a New York nei negozi non la trovo, è male, è troppo male. Amazon.com non è aggiornato, è troppo male. Ci sono tante piccole cose che sommate fanno la differenza. Quindi io vi ringrazio per il vostro supporto, vi ringrazio per quello che state facendo, non per me ma per il Napoli, e speriamo che con la nostra unione di intenti riusciamo anche a superare certe difficoltà e ad andare avanti per il futuro. Il futuro quest'anno va così, va bene, dobbiamo fare di necessità virtù, ma per il futuro possiamo diventare più forti tutti insieme. Da New York Valerio Fluido è tutto, grazie a tutti, ce ne andiamo live più tardi, vediamo un pochino dove, lo sapete come trovarvi sul canale Telegram. Come già fa con voi, siete troppo belle, mannaggia. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.